Buonasera a tutti ragazzi, mentre diciamo la Sicilia, cioè l'Italia, è colpita da questa violenta ondata di maltempo che si sta concentrando in Sicilia, ragazzi, quindi all'estremo sud, ci sono sviluppi meteorologici, diciamo, molto interessanti. In effetti, nel Mediterraneo, nelle scorse ore, si sta formando un potenziale medicane, cioè un uragano mediterraneo che è una cosa abbastanza, diciamo, rara per il Mediterraneo, quindi diciamo forti piogge e alte onde stanno già colpendo l'Egitto, il Cairo e Alessandria e anche giustamente su Israele, quindi già l'Egitto in questi giorni ha fatto i conti con un maltempo davvero esagerato. Pensate che ci sono stati 8 morti a causa dell'alto livello dell'acqua e il rischio anche dei fulmini, pensate un poco, quindi diciamo mh, che la pioggia ha gettato proprio il caos, diciamo, nel Cairo, strade, aeroporti allagati, traffico davvero in tilt. Quindi ora rischiano ancora di essere sferzati da una rara tempesta tropicale che si starebbe formando in questo momento. Quindi nel corso del weekend, cioè da domani, ragazzi, si potrebbero avere piogge intense, forti venti e alluvioni, perché si sta preparando questo Medicane, cioè questo uragano, che dovrebbe toccare terra in Israele domani, sabato 26 ottobre. Quindi sono state messe allerte per alluvioni, lampo e percorsi escursionistici o siti turistici nel deserto della Giudea, quindi sono stati chiusi per il weekend. Quindi davvero ragazzi qua non si capisce più nulla, cioè posso capire quando si formano nell'oceano, da quelle parti lì è anche è normale, qua però non è normale tanto, quindi diciamo, le autorità della striscia di Gaza hanno dichiarato lo stato di emergenza e diversi municipi in Israele si stanno preparando per questa tempesta. Quindi, diciamo, linee di assistenza telefonica, centri di emergenza, quindi davvero fanno paura. Quindi la tempesta, perlomeno a satellite, per ora è ampia più o meno 480 km e ha l'aspetto simile a un ciclone tropicale. Quindi, come dicono i meteorologi, questi sono rari fenomeni che accadono ogni tanto, dico, non sono cose che capitano molto spesso. Ciao Antonella, buonasera pure a te. Quindi diciamo che già la formazione già direbbe che già ha raggiunto l'intensità di, diciamo, categoria 1. Quindi hanno definito questa tempesta come incredibilmente rara, così ad est nel Mediterraneo. Questo è il problema, che è molto ad est del Mediterraneo. Come regola non si dovrebbero avere questi fenomeni. Però no, ti dico la verità, no, io non ho sentito nulla qua. Tu dici la scossa di terremoto, quella lì in Calabria, a Scalea. No, guarda, io qua non ho sentito nulla, la verità. Quindi ragazzi, ma sì, sì, no, qua non ho sentito nulla, la verità. Diciamo che ragazzi, a differenza di cicloni non tropicali, i meticani hanno un nucleo caldo che richiede temperature. Edoardo, vedi, e doveva passare, sarà visibile a quest'ora qui, ora sono 19:48. Ad esempio, se adesso tu punti il telescopio, ci vuole un telescopio a 200 mm minimo, nella costellazione del triangolo, potresti riuscire a vederlo. A occhio nudo ho provato e non vedo nulla, anche perché qua stanno un po' di nuvole, però prova a vedere, che ne so, un cannocchiale, una cosa così, perché non credo che sia visibile, diciamo così, a occhio nudo. Loro stamattina pure io ho visto da tutti i siti, tutti quanti scrivevano,
Asteroide visibile dall'Italia. Asteroide sì, visibile dall'Italia, sì, però il problema è ci vuole un po', un minimo di attrezzatura perché a occhio nudo non si vedrebbe tanto, secondo loro non si vedrebbe proprio, quindi non ci vorrebbe minimo un telescopio pure amatoriale, ma ci vorrebbe. Però prova, io dopo provo pure io perché comunque sono un paio di ore che si dove passerà, quindi ci sta tempo per vederlo, però mi sono affacciato prima, è un po' nuvoloso qui e non sono riuscito a vedere neanche le stelle, quindi prova a vedere nella costellazione del Triangolo, poi va a vedere nel Sagittario, prova in queste due costellazioni se qualcosa si muove, quindi dovrebbe stare qui in effetti, però difficilmente credo che lo potrei guardare a occhio nudo. Vabbè ragazzi, se qualche cosa io aggiornerò la situazione, quindi questo qua è diciamo quello di domani. In effetti questo qui, questo uragano si sta 4.4, sì, poi dopo 7 minuti c'è stato uno di 2.5, sì, a 11 km, tutte e due, quindi lo stesso luogo, profondità 11 km, perciò è stato sentito, perché la profondità è stata proprio superficiale, quindi solo 11 km la terra si sente molto bene tremare sotto i piedi, quindi non è problema. La potenza pure c'è, 4.4 non è un terremoto diciamo così così, diciamo è abbastanza non forte, non diciamo medio, va, però la profondità è quella che fa diciamo sentire il terremoto, quindi più profondo è e meno si sente, più superficiale è e più si sente, quindi se per puro caso un giorno in qualsiasi parte del mondo fa un terremoto di magnitudo 7 con 10 km di profondità, ma pure 11, significa che stai quasi su un Takata. In effetti sentirai proprio ballare sotto i piedi, quindi e questo è il problema, ragazzi. Più o meno, se ma diciamo una scossa di magnitudo di 7, magnitudo 7 a 5 km, ragazzi, secondo me diciamo le case più vecchie, quelle là costruite, sa, un po' vanno giù, ma proprio tranquillamente, ciao, avvocate. Quindi diciamo che è così, non è perché tu dici così, è così purtroppo. La magnitudo c'entra, però anche la profondità, quindi fai la magnitudo più la profondità ed esce tipo una bomba a orologeria, quindi 4.4 a 11 km, non è che si deve sentire per forza. Hanno sentito quella da 2.5, figurati quella da 4.4, quindi si sono svegliati proprio la gente stamattina, anche perché sembra che erano le 6:31. Sì, sì, in effetti hanno ballato, sì. E la cosa più, diciamo, pericolosa è che state in mare, quindi poteva provocare pure uno tsunami. Fortunatamente non c'è stato, però poteva avvenire un'onda anomala dovuta proprio all'epicentro che era in mare. Quindi in mare e si è propagata, diciamo, su tutta la costa. No, guarda, quello dell'Aquila non lo so, ti dico una bugia perché io non l'ho fatto proprio neanche il video, quindi ti direi una bugia, però voglio andare a vedere un attimo, io ho il cellulare, diciamo, in mano, l'altro cellulare che ho, voglio vedere proprio, quindi in effetti andiamo a vedere. Allora, a Norcia c'è stato un terremoto, ragazzi, alle 16:41 di magnitudo 2.5. Poi lo stesso di magnitudo 2 a Fossato de Vico, Perugia. Poi 4 a Modena, magnitudo 3.3 Costa Veneta, quindi Venezia. Poi 11:54 un'altra volta, eccolo qua, un Tirreno meridionale, quindi siamo sempre noi. Quindi si sono susseguite altre scosse a quelle di stamattina. Magnitudo 2.2 Costa Toscana settentrionale, questo è l'INGV ragazzi, eh. Magnitudo 2.0 Tirreno meridionale. Sta ballando ragazzi, qua qualcosa non va bene. Magnitudo 2.1 Tirreno meridionale.
Ciao, Grazia. Magnitudo 2.5 Tirreno meridionale. E poi c'è quello là, magnitudo 4.4 Tirreno meridionale. No, guarda, non c'è nessun, diciamo, terremoto, perlomeno dalla lista in GV, diciamo, non ci sta, no, perlomeno qui non riporta nulla. Quindi Campobasso poi è stato al magnitudo 3 alle 2,36. No, qui no. No, diciamo che la maggior parte, ragazzi, le scosse da stamattina, anzi, facciamo da stanotte, sono da, diciamo, dal Tirreno Mediterraneo ad altre cose. Ma no, Edoardo, no. Difficilmente, perché anche se cadrebbe un. Ecco ragazzi, ho dovuto bloccare Edoardo Murgia perché era falso, quindi lo stavo beccando con l'altro cellulare, quindi non era lui, è come se la nostra cara amica che cerca di dare fastidio, però l'abbiamo messo in parcheggio pure a lei adesso, quindi come sempre la signora prova con nomi adesso Edoardo Murgia, però l'abbiamo subito messo a posto, quindi fortunatamente c'ho l'altro cellulare in mano e riesco a vedere se quello lì poi ritirava i messaggi, quindi ogni volta che mettevo un messaggio lo ritirava, quindi abbiamo capito. Ma non lo so, questo secondo me fa 2000 email avrà fatto minimo, che ne so. Lui mi ha detto il terremoto a Roma, ma io ho controllato, c'ho l'Ingivi davanti, no? Ho detto, ma guarda, ma io non vedo nessun terremoto a Roma. E poi ho notato che cancellava i messaggi, capisci? Allora ho detto a lei e subito l'ho bloccata. Però non si scoccia, ne fa un'altra mail, vabbè. Guarda, io per fare una mail pure mi scoccio a volte, pure ci vuole. Però ragazzi, quindi vi auguro buona serata, quindi questo, diciamo, uragano nel Mediterraneo è una cosa anomala, diciamo. Però davvero qua non si capisce più nulla, quindi non mi meraviglio quasi più nulla, perché uragano Mediterraneo, Mediterraneo tra Egitto e Israele, cioè evento rarissimo. Per ora ci sono forti venti a 110 km e la categoria è una, quindi sì, sì, ma guarda, Grazia, potrebbe salire, fai attenzione perché potrebbe salire in Sicilia, quindi diciamo che non stiamo più sicuri nemmeno noi, quindi potrebbe addirittura perché sta dall'altra parte, in effetti, sì, però dipende da come camminerà. Vabbè, comunque ti tengo aggiornate perché io vedo sul sito vedo la macchia, diciamo, dell'uragano in Egitto e in Israele dall'altra parte e poi vedo la punta della Calabria e poi ci stai tu sulla Sicilia. Sulla Sicilia ci sta maltempo perché l'ho visto poco fa. Ci sta proprio una macchia sulla Sicilia, quindi penso che sta piovendo da voi in Sicilia, perché poco fa volevo cercarla e difatti ho visto proprio una macchia sulla Sicilia tra Palermo e Catania più o meno. Quindi al massimo sicuramente sarà nuvoloso, piove o piove. L'ho vista poco fa proprio. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo con un altro video, tanto è presto ancora e vedremo che notizie trovare. Quindi ho trovato questa notizia che secondo me ne valeva la pena anche perché si tratta di cose reali in effetti. Quindi, e poi se questo uragano cammina, non dico che può colpire l'Italia, però che ne sappiamo, quello se cammina pesante, poi adesso l'acqua è pure calda da noi, diciamo tutto il Mediterraneo, quindi pure dove sta lo stretto di Messina, Sicilia, quando stai lì, diciamo l'acqua è ancora calda pure lì, quindi se cammina di là, diciamo, prende forza, quindi dobbiamo vedere adesso dove andrà, se a destra o a sinistra, perché questi qua sono imprevedibili, quindi se va a destra allora camminerà dall'altra parte, però se viene a sinistra arriva verso l'Italia, quindi dobbiamo vedere domani come sta camminando in effetti, quindi
per ora stabile, diciamo sull'Egitto, quindi sul Mediterraneo lì. Poi domani dobbiamo vedere come camminerà, anche perché non ho letto, diciamo, che va a destra o a sinistra, dice sta lì, forti piogge, alluvioni e così. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, sempre con notizie. E poi semmai sempre per, per concludere uno di paura, perché giustamente la chiudiamo sempre a horror, tipo notte horror. Tipo mi ricordo questa notte horror, un programma negli anni 80, 88-89 che ci stava proprio, se ve lo ricordate, Zio Tobia, che era un cult, diciamo, di film, di minifilm in effetti, che ogni volta facevano una volta a settimana, mi pare. Allora così faccio io, ogni sera al finale faccio quello di paura, giusto per addormentarci, diciamo, tranquillamente. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Buona cena a tutti, tanto adesso sono le 8, già mi immagino Alessandro e Francesco che già si stanno scassando, perciò non stanno in diretta, adesso stanno impegnati, quindi poi dopo incomincio a parlare di mangiare e poi dici Giuseppe ci hai fatto un'idea fa. Quindi mangiate abbastanza così dopo se si parla di mangiare non vi viene nessuna voglia. Ciao a tutti, ciao a Francesco, Alessandro, Avvocatella, grazie, ciao a tutti.